Alle mie spalle il mare, siamo nella meravigliosa piazza Unità d'Italia a Trieste, sarà una pedalata speciale, la padrona di casa e quindi guida non può che essere lei, Giorgia. Ciao Giorgia. Ciao Francesca. Grazie per darmi e darci oggi questa possibilità, perché è insolito per noi partire proprio dal cuore di una città vera e propria, pensando però di andare anche nella natura. Cosa faremo oggi? Allora, tanto benvenuta a Trieste, è una giornata meravigliosa. Partiamo da Piazza Unità, facciamo un piccolo tratto di città, ti porto dove comincia la pista ciclopedonale intitolata Giordano Couture e da lì in 12 km usciamo dalla città e arriviamo in Carso. Arriviamo in Carso, in uno dei posti più belli del nostro Carso triestino, perché ci affacceremo sulla Varrosandra, che è una riserva naturale oltretutto. E quindi stiamo partendo con delle bici un po' speciali, qua magari sembra superfluo, ma ci sarà utile quando saremo sul Carso. Facciamo questo percorso che è una grande classica per noi in città e poi da lì ti mostrerò anche altri itinerari possibili sull'altopiano. Bene, io mi sono preparata anche perché ho questa Specialized in carbonio, tra l'altro totalmente personalizzabile per quanto riguarda l'assistenza, così mi hanno spiegato e si può interfacciare anche con il cellulare, insomma una volta che io l'accendo praticamente si adegua a tutte quelle che sono le strade e gli sforzi che faremo. Con una bici così adatto a tutti, ma possiamo dire comunque che sono percorsi adatti a tutti? Sono percorsi adatti a tutti, quelli che ti mostro oggi sì. Con una bicicletta di questo tipo potresti andare anche in cima a tutte le montagne che abbiamo qui intorno, il Monte Alcocusso, il Monte Lanaro, che sono delle mete per i mountain bikers triestini che sono molto frequentate, anche devo dire con le mountain bike normali, perché qui sappiamo che è una città che ama molto gli sport all'aria aperta, tra cui anche la bicicletta e la mountain bike. Sono curiosa di scoprire tutte le possibilità in questa che sarà una giornata speciale, perché appunto non avremo un solo percorso ma diverse possibilità da offrirvi, ma intanto partiamo con il percorso Couture. Siamo su uno dei tanti viadotti che furono costruiti quando fu costruita questa linea ferroviaria. Eravamo sotto l'impero austro-ungarico, fu progettata, dunque era il 1885 fino al 1887, fu progettata come linea ferroviaria alternativa e per dare un modo a Trieste a collegarsi alla linea transalpina che da Pola collegava Gorizia e poi si andava su verso Vienna. E questa è la linea che si chiamava Trieste-Erpelle, perché il capolinea era Erpelle, che è in Slovenia adesso, e quindi fu costruita nel giro di 2 anni questa ferrovia e poi fu tenuta in uso fino alla fine degli anni 50, quindi poi tutti i passaggi che ci furono alla fine della Prima Guerra Mondiale andò lentamente in decadimento perché i commerci cambiarono le loro direttrici. È stata poi in disuso e poi è stata ripristinata come pista appunto ciclopedonale, è stata inaugurata nel 2010
ed è diventata un bellissimo modo per uscire dalla città, attraversare la semiperiferia, che è quella che noi a Trieste chiamiamo la campagnetta, le campagnette, perché è ancora città ma è già campagna, e poi ci porta su in Carso. Questo percorso ha una valenza anche di archeologia industriale, perché sono stati rimessi in uso questi viadotti che furono costruiti all'epoca con la pietra locale in arenaria, e anche sono molto interessanti anche le gallerie. A pochi chilometri dalla città cominciamo ad addentrarci in Val Rosandra, una valle carsica scavata dall'unico corso d'acqua di superficie del Carso triestino. È una zona particolarmente amata dai triestini, che vi praticano l'escursionismo, il free climbing, la bicicletta e la speleologia. Riserva naturale, si caratterizza per l'aspetto selvaggio di ambiente montano prealpino, con rupi, ghiaioni e pareti a strapiombo, boscaglie e landa carsica, e un numero importante di grotte, alcune con antiche iscrizioni. Ci sono anche resti di antichi castelli e castellieri, un acquedotto romano e antichi mulini. Da visitare la cascata del fiume Rosandra, la chiesetta di Santa Maria in Siaris, antica meta di pellegrinaggio, e il Cipo Comici a memoria del noto alpinista triestino, ma anche Bottazzo, il rifugio Premuda e l'ex ferrovia sulla quale pedaliamo. Ve l'avevamo detto che c'era un'altra offerta, un altro percorso che vi proponiamo, che vi propone Giorgia. Dove mi porti? Ci ho pensato un po', ci sono tantissime cose che si possono fare qua sul Carso. Partiamo da Basovizza, dove comincia un circuito che è anche per chi viene a correre qui sul Carso, e c'è la possibilità di collegarsi a tanti altri sentieri, e quindi vi faccio vedere un percorso che è un po' un potpourri di pezzi di strade che possiamo fare. Cominciamo da Basovizza, siamo tra l'altro sul sentiero che fa parte del circuito di Alpe Adria Trail, e poi ci colleghiamo su quella che chiamiamo la strada imperiale, che era una strada che portava da Basovizza a Sejana, e siamo veramente a 2 passi dal confine con la Slovenia, vicinissimi anche a Lipica, famoso per i cavalli di Lipica, lipizzani. Però ti farò fare una deviazione verso Groppada, è uno di questi borghi carsici che abbiamo qui su questa parte di Carso, e quindi da lì cominceremo a fare un altro percorso che ci porterà poi invece verso il mare, quindi dopo ti mostro un altro punto, facciamo un po' di collegamenti panoramici. Arrivo, quindi sarà? Finiamo a Prosecco, quindi facciamo in totale un 15 km, facendo appunto delle piccole varianti su un percorso che potrebbe essere più lineare, ma vi porto un po' a spasso.
Giorgia, una meraviglia. Sulla Napoleonica concludiamo la nostra pedalata oggi. Abbiamo attraversato, direi, tanti tipi di ambienti. Mi sono davvero divertita. So che invece tu sei un po' frustrata perché ci sono tante cose ancora che vorresti farmi vedere, giusto? Decisamente, te lo dicevo prima, abbiamo fatto un percorso che è una piccola parte di quello che potevo mostrarti qua sul Carso, di quello che possiamo fare con le biciclette sul Carso. Abbiamo cominciato a Basovizza e adesso nel giro di 2 chilometri arriviamo a Prosecco. Da Prosecco, da queste parti qui, io ti porterei ancora più avanti, sempre lungo il Ciglione Carsico, potremmo arrivare fino a Santa Croce, a Urisina per esempio, se volessimo stare con la vista mare, se no anche sarebbe molto interessante andare più verso l'interno, siamo molto vicini alla Grotta Gigante per esempio, e quindi un ambiente più carsico di Carso classico, per non parlare anche di un giardino botanico che si chiama Carsiana, nella zona di Sgonico, dove si trovano anche dei paesi dove il Carso diventa un po' più rurale e ci sono dei bellissimi paesi carsici che mi sarebbe piaciuto mostrarti, come anche utilizzare queste biciclette per fare delle belle salite anche sulle cime delle montagne che abbiamo qui intorno. Allora facciamo così, questa è la nostra ultima pedalata insieme per Saluti e Bici, ma tornerò altre infinite volte se mi farai da guida e faremo tornare anche chi ci ha seguito in questa pedalata. Grazie di cuore. Via, dai, facciamo ancora un pezzettino.